Buongiorno da Sicilia 24, i nostri titoli del TG. Duro colpo a clan legato alla famiglia Mazzei, 18 arresti nel catanese contestati estorsioni e traffico di droga. Palermo, rissa in discoteca, feriti e aggressioni in ospedale, tutto in una notte. Si dileguano i giovani coinvolti nella lite, si presentano poco dopo i fatti nel pronto soccorso degli ospedali Villa Sofia e Cervello. Weekend di sangue sulle strade siciliane. A Catania perdono la vita 2 giovani in un incidente autonomo. A bordo di una moto si scontrano con un'auto parcheggiata. Nel Ragusano un 36enne muore dopo un violento impatto contro un autocarro. Il caso Arsenico tiene banco a Messina. Preoccupati i residenti della zona Contesse chiedono chiarezza. Calcio in Serie B, vittoria d'oro per il Palermo che batte 1-0 il Brescia grazie a un gol su rigore di Poyampalo. Serie C, terzo pareggio consecutivo del Catania che con 11 assenti non riesce a fare di più. Con il Foggia finisce 1-1. Messina e Trapani escono sconfitte in Puglia. Ben trovati, un duro colpo al clan legato alla famiglia mafiosa dei Mazzei nel blitz del catanese che ha portato a 18 arresti. Le accuse sono di estorsione e traffico di droga. Simona Mazzone. Oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania sono impegnati dall'alba di oggi in una maxi operazione tra Randazzo e Milano con l'arresto di 18 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo mafioso e con la finalità di agevolare il clan di riferimento. L'indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo e coordinate dalla DDA di Catania hanno consentito di portare alla luce le attività illecite di un'associazione mafiosa legata alla famiglia di Cosa Nostra Etnea dei Mazzei, individuando negli esponenti all'apice operanti nei territori di Bronte, Maniace, Maletto e della zona circostante. Durante le indagini è emerso un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori locali, un fiorente traffico di stupefacenti e un'attività di controllo dell'area di influenza del clan. A Catania un 45enne è stato ferito da 3 colpi di arma da fuoco mentre era vicino a un centro scommesse di via Sabato Martelli Castaldi a Catania. Colpito all'addome e alle gambe, è stato ricoverato nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Non è ritenuto in pericolo di vita. L'uomo in passato è stato denunciato per reati comuni. Sull'accaduto sta ancora indagando la polizia. Rissa in discoteca, feriti, aggressioni in ospedale. Nel fine settimana è stato sicuramente è stato il caos a regnare nella città di Palermo. I carabinieri chiamati dal gestore di una discoteca al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite che poi si sono presentati in ospedale. Marco Gullà. Quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in una notte da Far West. Rissa con feriti in nottata alla discoteca Mob di Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo. I carabinieri, chiamati dal gestore, al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite. Sembrava tutto finito quando al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo si sono presentati 3 ragazzi con ferite d'arma da taglio. Un quarto è andato al pronto soccorso di Villa Sofia. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Fra i feriti ci sarebbe un parente della vittima del tentato omicidio avvenuto davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo, avvenuto nel dicembre scorso quando Antonino Fragali fu ferito a colpi di pistola. Un episodio per il quale è stato arrestato Francesco Lupo, ma restano ancora da identificare le 2 persone che lo accompagnarono in auto sul luogo dell'agguato. Non è la prima volta che nella discoteca di Carini avvengono risse ed episodi di violenza. Nel 2022, infatti, furono addirittura esplosi dei colpi di pistola e il locale fu chiuso per 30 giorni dal questore.
3 persone, una donna di 44 anni e 2 uomini rispettivamente di 33 e 26 anni sono state arrestate a Palermo in 3 distinte operazioni dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nell'abitazione del quartiere Zen del 26enne, sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, i militari hanno trovato e sequestrato 34 dosi di crack, alcune dosi di droga trashish e marijuana e 447 euro. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari. La donna è stata arrestata in piazza del Carmine, nel mercato di Ballarò, perché trovata in possesso di alcune dosi di eroina. Il 33enne è stato invece bloccato in piazza San Francesco di Paola, trovato in possesso di cocaina e di 1 grammo di chetamina. Ed è stato un fine settimana all'insegna del sangue sulle strade siciliane, a cominciare dal tragico incidente autonomo a Catania. 2 giovani a bordo di una moto si sono letteralmente schiantati contro un'auto parcheggiata e sono deceduti. Ma sentiamo il punto nel servizio di Emanuela Corsi. Vite spezzate sulle strade, dove le vittime sono spesso giovanissimi a rientro da una serata con gli amici, da un'uscita del sabato sera che poi si trasforma in una tragedia. A Catania l'ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa, attorno all'1:30 nella centrale via Trieste, all'angolo con via Monfalcone. Qui 2 ragazzi, Edoardo Di Stefano e Cristian Gargano, un catanese di 24 anni e un romano di 25, a bordo di una moto di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare sono finiti contro un'auto parcheggiata all'altezza del civico 43. Un impatto talmente violento da lasciarli sul selciato, privi di vita. Vani i soccorsi degli operatori del 118 arrivati sul posto assieme ai vigili urbani e agli agenti di polizia che hanno effettuato i rilievi dell'incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi c'è una manovra azzardata o l'alta velocità. Queste immagini invece si riferiscono ad un altro incidente avvenuto nella notte tra 2 auto con a bordo 5 giovani tra i 19 e i 29 anni in via Cappuccini nel centro di Adrano, sempre nel catanese. Le vetture sono finite contro questo distributore di carburante dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'impianto. I giovani feriti sono stati trasportati negli ospedali di Biancavilla e al San Marco di Catania. E di un morto invece il bilancio di un incidente avvenuto ieri nel Ragusano in contrada Busello. Giuseppe Giordanelli, di 36 anni, era a bordo della sua utilitaria quando si è scontrato con un autocarro. Il corpo del giovane, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Il 36enne è morto nonostante i numerosi tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori. Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali invece di Cono Nitro, 26enne di San Cono nel Calatino, che mercoledì scorso è rimasto vittima di un incidente mortale autonomo a bordo della sua moto. Lutto cittadino nel comune del Catanese, dove il sindaco ha sospeso i festeggiamenti del carnevale. A Messina la vicenda Arsenico crea preoccupazione e timore. I residenti, in particolare della zona di Contesse, chiedono chiarezza e verità e intanto ci raccontano i loro disagi quotidiani. Francesco Triolo. Lo stato d'animo dei residenti del villaggio Urre di Contesse a Messina è di grande preoccupazione. Il caso Arsenico tiene banco tra chi ogni giorno, e assicurano anche di notte, vede e sente centinaia di camion passare lungo la stradina che collega la statale all'area dove è stato deciso di stoccare momentaneamente la terra di risulta del cantiere del raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo. Adesso passano davanti al cancello che porta all'area di stoccaggio e chiedono verità. Guardano con ansia quella distesa di materiale, in parte coperto dai teloni, in parte no. Non è più vivere qua, è invivibile, né notte e né giorno, perché passano continuamente camion, mezzi, oltre l'arsenico, va bene. La notte continuano a lavorare e perciò atterriti. Per gli effetti che ha l'arsenico, andiamo in internet e leggiamo quali sono gli effetti che ha l'arsenico nel tempo. Sulle donne incinte, sugli uomini, su tutti noi, ma è giusto agire così. Intanto il rumore, sia giorno che notte, poi questi camion che passano alzano tanta polvere, terra nera, quindi noi
se possiamo il sabato e la domenica forse apriamo le finestre, se no stiamo chiusi dentro e nemmeno la biancheria possiamo stendere. Oltretutto anche le piante stanno morendo, anche quelle, e non ci si spiegava il perché. Sulla vicenda anche la magistratura ha aperto un'inchiesta, soprattutto dopo i timori che erano stati manifestati nei mesi scorsi nei comuni della Riviera Ionica. In Consiglio Comunale si è affrontato il tema, ma le risposte che i residenti hanno sentito non sono state ritenute sufficienti e così resta la preoccupazione. E adesso ci fermiamo, ritorniamo tra poco per raccontarvi ancora una volta la storia della coraggiosa Angela che è stata premiata dal presidente Mattarella. Tra poco. Siamo tornati in studio, la solidarietà è ossigeno. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale i destinatari delle 31 onorificenze al merito della Repubblica Italiana e fra loro c'era anche Angela che salvò un uomo durante l'alluvione dell'ottobre scorso a Catania. Ha detto questa città è la mia terra. Lorena Dolci l'ha sentita per noi. Angela ha soccorso un uomo travolto dall'acqua nel pieno centro della città, lo ha tirato per le braccia, lo ha portato in salvo con molta fatica e noi la ringraziamo per questo. Eccola mentre al Quirinale riceve dalle mani del presidente Sergio Mattarella l'onorificenza al merito. Angela Isaac, nigeriana di 28 anni, è una dei 31 cittadini nominati Cavalieri della Repubblica, eroi dei giorni nostri. Sei emozionata? Sì, era emozionata, sì, mi sento molto grato, mi sento molto onorata e mi sento felice. Era il 19 ottobre scorso, via Etnea trasformata in un fiume in piena, lei che trascina fuori dalla corrente un uomo che rischiava di annegare. È una cosa estinto, sì. Soprattutto dobbiamo ringraziare a Dio anche che vivo io e vivo i signori che ho salvato. Ecco, tu l'hai incontrato più questo signore, ti ha ringraziato? Veramente, praticamente no, ancora non ho visto, non ho più incontrato. Penso che è una persona grande, però non riconosci fino ad ora. Però secondo me spero che lui sta bene e io sono contenta così. Angela lavora ancora come banconista in un bar di via Etnea, dove continua a ricevere attestazioni di stima da tanti cittadini. Quest'anno fa 10 anni che sono qua in Italia, quindi mi piace questa terra, soprattutto Catania. E già qua è diventato mia casa, questa terra è diventata mia terra, quindi amo questa terra. Carnevale, come da tradizione, si è rinnovato l'appuntamento della sfilata di bimbi in maschera alla Villa Bellini di Catania. Nonostante il tempo incerto di ieri, tante famiglie non hanno rinunciato appunto a questa tradizione. Tra sorrisi, lotta con i coriandoli e davvero tanto divertimento. Sentiamo Eva Spampinato. A Catania, quando dici carnevale, dici Villa Bellini, un binomio imprescindibile, una tradizione che si rinnova di generazione in generazione e rivive nelle maschere e nei costumi dei personaggi del momento. Ma una famiglia un po' particolare? Sì, è una famiglia Squid Game. E stamattina ho detto a mio marito voglio andare alla Villa Bellini perché voglio vedere i bimbi con le mascherine, anche se molte mascherine non riusciamo a interpretarli. Io trovo che quei costumi da Squid Game per quei bambini di quell'età sono non appropriati per niente alla loro età. Tu non scherzi, qua sei un clown un po' assassino. Sono un clown che come mestiere fa il macellaio. Nonostante il cielo coperto, tante famiglie oggi non hanno voluto rinunciare all'appuntamento con il divertimento in maschera nello storico giardino catanese che nella domenica di Carnevale diventa teatro di maschere e sorrisi. Si divertono forse più i genitori che i bambini. Noi portavamo i nostri bambini qua sempre, era una tradizione che facevamo. Venendo qua ci ricordiamo quando erano piccolini, quando erano sicuramente una cosa bellissima. Anche io venivo qui alla villa quando ero piccola, quindi continuiamo così. Quante foto ha fatto sino ad ora? Una decina, quindicina, siamo arrivati adesso. Sua figlia da cosa è vestita? Da Biancaneve. Voi vi conoscete oppure no? No. E quindi ma state giocando alla lotta con i coriandoli? Sì, perché è carnevale. È bello così. Quindi ogni scherzo vale. E alla fine anche noi siamo stati colpiti dalle stelle filanti di nuova generazione, quelle spray. Abbiamo visto passare una striscia blu velocissima. Sì, ero io. Perché tu chi sei? Sonic! Vai, corri!
E a questo punto ci fermiamo ancora, subito dopo il calcio. Siamo al calcio, vittoria d'oro ieri per il Palermo che ha battuto 1-0 il Brescia grazie al gol di Poyampalo su rigore, 3 punti fondamentali verso il cammino in zona play-off. Marco Gullà. La decide ancora lui, Joel Poyampalo. Il Palermo batte 1-0 al Barbera il Brescia grazie al gol su rigore del finlandese. Per lui il terzo consecutivo, un impatto devastante con la realtà rosanero. Il Palermo torna a flirtare con la zona playoff e mette dentro il secondo successo consecutivo. Una partita a senso unico, quella del Barbera. Il Brescia non ha praticamente tirato in porta e ha subito per tutto il match la pressione dei siciliani. Out Brunori per squalifica, Dionisi ha dato spazio all'Edu Aron assieme a Poyampalo. Sulla sinistra a sorpresa c'è Di Francesco e Di Pierozzi la prima vera occasione, colpo di testa e parata di Lezzerini. Poyampalo è un diavolo, prima colpisce in rovesciata e cerca il gol spettacolare, poi costringe Lezzerini a toccare il pallone con una mano su retropassaggio, ma sul successivo calcio di punizione a 2 in aria non succede nulla. Il Palermo è gasato, gioca meglio il Brescia, non riesce a creare gioco. Eccola la grande occasione per il vantaggio, 38esimo, Verre per Poyampalo che di testa la piazza all'angolo, miracolo di Lezzerini. Ripresa, ritmi più bassi, il Palermo rallenta ma i lombardi non graffiano. 63esimo, siciliani a un passo dal vantaggio, miracolo ancora di Lezzerini su Di Francesco che conclude addosso al portiere avversario. Il Palermo però c'è, altra occasione sui piedi di Verre, tiro a giro che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. I minuti scorrono, arrivano i cambi, Dionisi mette dentro forze fresche, così all'85esimo viene messo giù in aria Ceccaroni e calcio di rigore. Poyampalo non sbaglia, freddo, deciso, palla all'angolino e 1-0. Nei minuti finali il Palermo congela il risultato fondamentale per il cammino verso i playoff. E adesso andiamo al campionato di Serie C, il Catania in piena emergenza con 11 giocatori assenti, praticamente non riesce ad andare oltre il pari contro il Foggia. È il terzo consecutivo e prosegue dunque la contestazione dei tifosi, ma sentiamo il servizio di Marco Carli. Terzo 1-1 consecutivo del Catania che con 11 assenti non sa e probabilmente in queste condizioni non può andare oltre il pari. Già privo di 9 elementi, Toscano perde anche Montalto e De Paoli, fermati da un virus influenzale, rimane senza attaccanti. Corallo debutta dal primo minuto, fischi per gli etnei alla presentazione delle squadre. Nel primo tempo le occasioni migliori sono per il Foggia, Gala da fuori area chiama la respinta Dini, su assist dello stesso Gala il senegalese Sarr manda fuori di poco. Jimenez prova ad accendere la luce e dopo un passaggio filtrante di Raimo cerca in area Corallo ma l'attaccante sulla chiusura di Tascone non trova la porta da buona posizione. Il Catania rischia anche inizio ripresa, Gala crossa da sinistra, Tascone indirizza in porta ma trova l'opposizione di Frisenna. Al decimo Dini para su Orlando, quando il Foggia affonda la gara si sblocca, incursione di Orlando, il suo cross trova prima la deviazione di Di Gennaro e poi quella di Sarr che manda in rete forse con l'aiuto di un braccio. Sembra già finita per il Catania perché le soluzioni in casa etnea sono pochissime, ma i rossazzurri non si arrendono e trovano il pari con un preciso cross di De Rose sul quale Anastasio è bravo a girare in porta di destro. Nel finale arriva ancora una protesta per un presunto tocco di mano in area di Zunno su conclusione di Anastasio, ma l'arbitro fa proseguire l'ultimo tentativo di Jimenez, De Lucia non trattiene, ma Lunetta non riesce ad arrivare in tempo sulla respinta. Intanto la curva nord si svuota, mentre in curva sud viene esposto uno striscione. Chiacchiere e presunzione rispecchiano la vostra incompetente gestione. Spaccature ormai evidenti in una stagione che sul campo porta un altro pari nella corsa, se così si può chiamare, verso l'obiettivo minimo dei playoff. E sempre in Serie C prosegue la crisi del Messina, sconfitto anche a Monopoli, adesso terzultimo in classifica. Primo KO invece in campionato per il Trapani, sotto la gestione Torrente. Il Trapani è stato superato dal capolista Cerignola. Sergio Colosi. Crisi sempre più profonda dentro e fuori dal campo per il Messina, battuto 2-1 dal Monopoli e terzultimo in classifica, inchiodato a 25 punti, destinati addirittura a diminuire per penalizzazioni ed esclusioni. Contro la terza forza del campionato i giallorossi durano un tempo, chiuso in vantaggio per il gol di Dell'Aquila. Nella ripresa avversari più determinati, soliti errori difensivi, il portiere Meli disastroso, con rimonta firmata da Pellegrini
Feltrini e Grandolfo. Cambi tardivi per Banchieri che, riconoscendo la modesta gestione dalla panchina, ci mette del suo nel secondo stop consecutivo. Non va meglio fuori dal campo. Sciotto, Alaimo e Cissé tengono in ostaggio il Messina e i suoi tifosi, rimanendo proprietari senza portafoglio. L'ultimo ad offrirsi per la soluzione è Valerio Antonini, ma di passi risolutori neppure a parlarne. A Cerignola primo stop in campionato per il Trapani di Torrente, dopo 3 successi e un pari. Decisiva in avvio di gara una rete dagli 11 metri di Capomaggio, reazione poco brillante dei Granata, e Pugliesi al 15° risultato utile di fila, vicini al raddoppio con la traversa di Ascic. E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14. Vi lascio adesso con la rassegna stampa curata da Luca Ciliberti. A tutti una buona giornata.